Il Lido torna subito in campo e lo fa con l'obiettivo di riscattare il brutto KO maturato sabato contro il Pesaro, di fronte a un Pescara ancora inchiodato a quota zero e reduce da due pesanti sconfitte. Appassionati di futsal, buon pomeriggio da Antonio Iozzo e benvenuti al Pala di Fiore per Lido di Ostia Pescara, recupero della seconda giornata di Serie A. L'ingresso in campo delle due formazioni, entrambe in cerca di riscatto. Noi andiamo immediatamente a conoscere i due quintetti di partenza. Lido di Ostia con Di Ponto tra i pali, in mezzo al campo Esposito, Motta, Rocia e Poletto. A disposizione di Ciccio Angelini ci sono anche Cerulli, Gattarelli, Francesco Barra, Chilelli, Cutrupi, Colasanti, Federico Barra e Lutta. Risponde il Color Max Pescara con Mazzocchetti tra i pali, in mezzo al campo Robert, Dudu Morgado, Leandro e Coco Schmidt. A disposizione di Saverio Palusci, Paulinho, grande ex dell'incontro, poi Andrea Ferreira, Arroyo, Santa Croce, Agostinelli, Papalinetti, De Luca, Ferraioli e Scarinci. A dirigere l'incontro il signor Nicola Maria Manzione di Salerno e il signor Giovanni Beneduce della sezione di Nola. Al cronometro Simone Micciulla di Roma 2. Sta per iniziare questo match, questo recupero della seconda giornata. Ricordiamo i due precedenti lo scorso anno, due vittorie per i ragazzi di Saverio Palusci. In Abruzzo 3-1, qui al Pala di Fiore 6-5. Una sorta di bestia nera, insomma, per il Lido di Ostia, che oggi, come detto, deve rialzare la testa dopo la sconfitta contro il Pesaro, che ci può stare sì, ma non nelle modalità che abbiamo visto sabato, quando il Lido è stato letteralmente travolto dalla furia dei ragazzi di Colini. 8-4 che non racconta l'andamento di una gara decisamente a senso unico dal primo all'ultimo minuto. Ci siamo quasi, sarà il Pescara a giocare il primo pallone di questo match. Pescara che attaccherà da destra verso sinistra dei vostri schermi. Sarà Leandro a toccare il primo pallone dell'incontro. Pescara che ha segnato solo 2 gol in 2 partite, uno di Leandro, l'altro di Paulinho. Pescara che ha incassato ben 13 gol tra CMB e Pesaro, 7-1 contro il CMB, 6-1 contro il Pesaro. È partito male il Pescara di Saverio Palusci, che oggi nella prima trasferta stagionale cerca i primi punti in campionato. Si comincia, Leandro all'indietro e allora il possesso della formazione ospite che manovra da dietro con Dudu Morgado. Eccolo il numero 11 a impostare la pressione del Lido. Coco Schmidt recupera Rocia che va col mancino, palla fuori. C'è stato un tocco non visto dal direttore di gara, anzi sì. Arriva adesso la segnalazione, calcio d'angolo per il Lido che prova a partire subito forte. Lido atteso poi da un'altra gara sabato pomeriggio sul campo del Petrarca, il recupero della terza giornata. Ma torniamo in diretta, seguiamo Esposito che scucchiaia per Rocia, pallone largo e allora si ricomincia con calma. Rocia imposta lui, Poletto a segno contro il Pesaro nella gara di esordio con la maglia del Lido dopo aver saltato l'esordio contro il Genova a Salsomaggiore. Motta, Rocia fa girare il Lido, Esposito, Rocia. La qualità del 14 che va da Poletto. Motta, l'autore di un grande gol sabato scorso, un gol inutile ma bellissimo. Poletto, spalla alla porta, Motta con il destro sull'esterno della rete, pericoloso il Lido di Ostia. Applaude la panchina guidata da Ciccio Angelini. 53 secondi sul cronometro, 0-0, ma il Lido è partito con la giusta cattiveria. Pressione ancora alta che costringe il Color Max all'errore. Rimessa laterale per i ragazzi di Angelini che si mantengono in avanti nella metà campo offensiva. Rimessa laterale che verrà battuta da Esposito. Manca il pallone che arriva adesso dal cronometrista. Pronto Esposito, l'ex Rieti alla seconda stagione qui al Pala di Fiore. Rocia, Poletto, il solito movimento a proteggere il pallone. Rocia, Esposito, tocco errato e allora riparte Leandro. Robert
Leandro, Robert, Coco Schmidt, l'esperienza del capitano Dudu Morgado, grande tocco per Leandro che ricomincia da dietro. Coco Schmidt prova a impostare il Pescara per la prima volta in questo match. Robert pressato, perde il pallone, in scivolata l'intervento puntuale di Coco Schmidt che mette in fallo laterale. 1 minuto 33 secondi sul cronometro di questo primo tempo e il Lido a fare la partita e Rocha a battere questo fallo laterale. Motta prepara il mancino, lo prova, pallone che sbatte sul muro avversario, poi il rilancio di Robert che diventa un tiro, controlla la traiettoria di Ponto, pronto ad andare con le mani. Rocha, Motta, Rocha, lo scambio tra i due, poi il lancio lungo, la testa di Coco Schmidt, Motta, Esposito, alza il pallone, il tacco di Poletto, grande giocata dell'89 e allora il Lido insiste. Poi la chiusura di Dudu Morgado che chiede un calcio di punizione, non viene accontentato, possesso Lido. 2 minuti sul cronometro, ancora 0-0 al Pala di Fiore. Pronto Rocha, Poletto vuole girarsi per il destro, se la cava il Pescara che poi allontana, ancora la pressione veemente del Lido. Di Ponto per Motta, imposta il numero 11. Poletto di prima fa uscire il pallone, Rocha rischia qualcosa ma conserva il possesso. Poletto è partito Esposito sulla destra, ignorato, si va da Motta, è sempre una buona idea, il numero 11 si accentra, Esposito, tocco di ritorno, la chiusura di Leandro che poi rischia, perde il pallone, Poletto, Mazzocchetti in angolo, tutto bellissimo, la girata dell'89, il riflesso del numero 1, calcio d'angolo Lido che insiste. Pronto Motta, palla in mezzo, è arrivato però il fischio, il direttore di gara, tutto da rifare, prima bisogna sistemare qualcosa alla porta di Mazzocchetti, operazione completata e allora gioco che può riprendere con questo angolo. Motta, scucchiaiata, Rocha con il mancino, palla fuori. Uno schema che abbiamo visto tantissime volte lo scorso anno con gol fantastici di Raul Rocha che questa volta però non ha inquadrato lo specchio. E allora Coco Schmidt, solita pressione del Lido come vuole Cicciangelini. Esce bene il Color Max, la conclusione di Robert. Nessun problema per Edoardo Di Ponto alla seconda stagione in Serie A, alla seconda stagione con la maglia del Lido di Ostia. Lui che è ex Aniene. Rocha, Poletto viene ad aiutare la squadra, poi lascia a Motta l'impostazione, il possesso del Lido. Poletto in avanti, si muove tantissimo l'ex Mantova, a segno come detto contro il Pesaro. Esposito, Poletto si gira, il destro deviato, ancora Mazzocchetti con un grande riflesso mette in calcio d'angolo. È un ottimo Lido, quarto del primo tempo, 0-0, ma sta costruendo parecchio la formazione di casa che dal punto di vista mentale ha sicuramente reagito alla grande alla sconfitta contro il Pesaro. Motta con il mancino, pallone allontanato, Dudu Morgado lotta, poi Coco Schmidt tiene il pallone, lo manda in avanti, è un passaggio per Di Ponto, ha rischiato qualcosa il Lido che però adesso prova a ripartire. Motta, rallentato, Rocha, Poletto sulla destra, prova l'89, Rocha di prima, Motta a impostare, Esposito sulla sinistra, primi cambi pronti per il Lido, vediamo Gattarelli e Federico Barra a bordo campo. Dentro Gattarelli, fuori Esposito, dall'altra parte un cambio anche per Palusci con Andrea Ferreira lanciato nella mischia. Poletto difende la sfera, poi la fa uscire Motta, il mancino da lontanissimo, fuori di poco, è sempre pericoloso con il suo mancino Gabriel Motta che adesso lascia il campo, al suo posto Christopher Cutrupi, fuori anche Poletto, dentro Capitan Barra.
Possesso palla per il Pescara che prova con Ferraioli, numero 21, chiuso dalla scivolata di Daniele Gattarelli. Ricordiamo la pesantissima assenza di Uenu, infortunio grave per il giocatore ex Acqua e Sapone, assente oggi. In tribuna invece lo spagnolo Saul. Per quanto riguarda il Lido di Ostia invece indisponibile Federico Scalambretti. Torniamo in diretta, Coco Schmidt ha alzato il baricentro il Pescara che però non riesce a controllare questo pallone con Ferraioli. Il possesso torna tra i piedi del Lido di Ostia con Christopher Cutrupi. Lancio lungo verso Federico Barra. Ferraioli, Coco Schmidt, il capitano malinteso con André e allora rimessa a Lido. Quinto del primo tempo, 0-0. Sicuramente più pericoloso il Lido di Ostia. Finora molto tranquillo Edoardo Di Ponto, mai chiamato in causa. Cutrupi, Roccia, Cutrupi, Gattarelli, Roccia pressato, pallone nel vuoto, facile preda di Mazzocchetti. Ferraioli, Dudu, lancio lungo, è un regalo per il Lido che ha a disposizione una rimessa laterale. Pronto Roccia, rettifica la posizione il direttore di gara, poi il pallone per Federico Barra, il controllo del capitano che poi però non riesce a gestire e allora rimessa laterale per la squadra ospite che ha giocato 2 gare fin qui, ha perso entrambe in maniera pesante, 7-1 contro il CMB, 6-1 contro il Pesaro. Ferraioli fa uscire la sfera, Dudu, André Ferreira con il destro, deviazione, poi Cutrupi rischia il Lido, rimessa dal fondo nonostante le proteste di André Ferreira che voleva il calcio d'angolo, non viene accontentato, rimessa dal fondo per il Lido, per Edoardo Di Ponto che andrà con le mani. Le urla di Cicciangelini che chiede maggiore intensità, arriva la spinta di Coco Schmidt su Cutrupi, calcio di punizione per i padroni di casa. Barra, Gattarelli, Barra, Cutrupi, Gattarelli sulla sinistra, centralmente per Motta, cerca il numero, rischia qualcosa, alla fine viene chiuso in fallo laterale, chiede scusa l'11 ex Arzignano e Maritime, probabilmente il 99 più forte d'Italia, giocatore pazzesco Gabriel Motta, può calciare sia con il destro che con il mancino ed è sempre pericolosissimo. Cutrupi, Gattarelli, Barra non riesce a gestire la sfera, pressato da Dudu, adesso Coco, Dudu, lancio lungo, è una grande idea, André Ferreira sulla dormita del Lido, la palla gol per il Pescara, la prima dell'incontro. Sta crescendo il Color Max dopo un avvio timoroso qui al Pala di Fiore. Motta in avanti, il petto di Leandro che poi ricomincia da dietro, Mazzocchetti con i piedi a gestire, Barra recupera, può calciare, preferisce l'assist per Cutrupi, pallone ancora per Barra, Gattarelli tocca per ultimo sull'ottima chiusura di André Ferreira e allora rimessa Pescara al settimo del primo tempo, sempre 0-0. Leandro prova lo spunto, chiude Cutrupi, allontana Motta, blocca poi Mazzocchetti che ha già servito André, superato il centrocampo, pallone in avanti, Leandro spalla alla porta contro Cutrupi, questo è il duello, Leandro fa uscire la sfera, Ferraioli si gira, Leandro fermato da Motta, ripartenza Lido, possibile 3 contro 2, pallone per Cutrupi, occasione Lido, palla fuori, bella ripartenza della formazione di casa. Cutrupi non ha trovato la porta con il mancino e allora si resta sullo 0-0, 6 primi e 27 secondi sul cronometro qui al Pala di Fiore. Lancio lungo a cercare Ferraioli, la spinta di Gattarelli, si prosegue
André. Leandro va a sfidare Barra, lo salta, allarga per Coco Schmidt, la conclusione, Gattarelli in calcio d'angolo. Partita adesso divertente, sta rispondendo il Pescara. Coco Schmidt pronto per questo calcio d'angolo. Movimento in mezzo di Leandro che termina a terra, si prosegue. Fuori Coco Schmidt, dentro Dudu Morgado. Questo è il cambio di Saverio Palusci, il possesso a favore del Pescara. Dudu. Leandro sulla destra, torna indietro, Dudu Morgado. André, lancio lungo in tribuna. Rimessa per il Lido. Dentro Tiziano Chilelli. Assente contro il Pesaro, grande protagonista invece all'esordio contro il Genoa, con un gol pazzesco dopo un'azione pazzesca. La qualità, la fisicità di Tiziano Chilelli, che adesso sbaglia il controllo con il petto, rimessa laterale per il Color Max. Allora Leandro, André, Leandro ancora in posizione di ultimo uomo, pallone a sinistra, Ferraioli si accentra, prova il destro, Murato riparte o almeno ci prova Tiziano Chilelli, occhiataccia al direttore di gara, rimessa laterale per il Pescara. Non perfetto l'impatto di Chilelli su questo match, 2 palloni toccati, 2 errori. Adesso Ferraioli sbatte su Poletto, rimessa laterale per la squadra di Palusci. Leandro in mezzo, la conclusione di Ferraioli, palla alta sopra la traversa, un po' disattento il Lido di Ostia che negli ultimi minuti sta concedendo qualcosa al Pescara, ma l'inteso Motta Esposito resta in avanti, la formazione di Palusci la chiama Leandro, vuole batterla lui, questa palla inattiva all'8° del primo tempo sul punteggio di 0-0 in questo recupero della seconda giornata del campionato di Serie A. Ferraioli in mezzo, arriva il fischio, il direttore di gara, rimessa che passa al Lido di Ostia. Pronto Poletto, Esposito, Poletto, pressato, poi Di Ponto, pronto al lancio lungo a cercare Chilelli, pallone calibrato male e allora riparte il Pescara. Tentativo di triangolo con la conclusione di Ferraioli che poi corre verso la panchina. Torna in campo Robert, lo spagnolo arrivato nel corso dell'estate. Esposito, Roccia, Chilelli, controllo complicato ma efficace. La tiene il 9 che poi ricomincia dietro. Esposito, Poletto pressato, non si scompone, l'esterno per Chilelli, il pallone tra le braccia di Mazzocchetti, protagonista di questo primo tempo. Il tocco di Roccia in fallo laterale. 8 primi, 10 secondi sul cronometro, possesso Pescara. Dudu non controlla il pallone di André Ferreira, possesso tra i piedi del Lido di Ostia con Fabio Poletto. Di Ponto con i piedi a gestire la sfera, a lanciare lungo, a cercare Roccia, pallone altissimo e allora tocca a Mazzocchetti far ripartire i suoi. Robert, lancio lungo di André, Leandro accarezza il pallone, viene pressato, si prende il fallo laterale, ultimo tocco di Cutrupi e allora possesso Pescara. Dudu, André, Leandro, Robert ha un po' di spazio, va a puntare Esposito, le finte del numero 8 che poi cambia fascia. Leandro punta anche lui, va a sinistra da André, Dudu Morgado, Robert attacca il Pescara, si difende il Lido, l'errore della formazione ospite, la rimessa laterale che verrà battuta da Christopher Cutrupi, ancora alla ricerca del primo gol stagionale dopo l'ottima stagione dello scorso anno.
Rimessa laterale a favore del Color Max Pescara. Pronto Robert. Dudu Morgado, André. Rocia cerca l'anticipo, poi scivola, riparte il Pescara, è scoperto il Lido, attenzione a Leandro, risolve Esposito con un grande intervento. Pallone in fallo laterale, Leandro richiama l'attenzione del direttore di gara, forse serve lo spazzolone in campo, spazzolone che sta per arrivare. Omar Spurio sul rettangolo di gioco per asciugare il gommato del Pala di Fiore quando siamo quasi giunti a metà del primo tempo. 9 primi, 11 secondi sul cronometro di questa prima frazione, punteggio ancora inchiodato sullo 0-0, partita però divertente. Dudu Morgado con il destro, palla lontanissima dai pali, nessun pericolo per Edoardo Di Ponto. Rocia porta palla lui, avanza l'ex Lazio che poi va a destra da Cutrupi, si torna da Rocia, lancio lungo, chiude Dudu Morgado che mette in fallo laterale. Rocia, serve Gattarelli all'indietro, Cutrupi, il 10, Poletto poi, Rocia, Cutrupi, giro palla Lido, Gattarelli, Cutrupi, Rocia, aggressivo il Pescara, Cutrupi gestisce la sfera sulla destra, ricomincia da dietro, Rocia, 1 contro 1 con Robert, Rocia frenata, poi scarico sulla destra per Gattarelli, Poletto, difesa del pallone, tocco per Gattarelli, conclusione da posizione molto defilata. Rimessa dal fondo, superata la metà del primo tempo, 9 primi, 57 secondi all'intervallo, 0-0 al Pala di Fiore tra Lido e Pescara. André, Dudu Morgado, lancio lungo per Paulinho che tocca il suo primo pallone, il grande ex dell'incontro. Cercato immediatamente, Paulinho difende la sfera, va da Robert, Dudu Morgado, contromovimento, poi André Ferreira sulla sinistra, palla in mezzo. Deviazione di Rocia che mette in fallo laterale. Robert sul punto di battuta. André Ferreira con un diagonale fuori non di molto. Pericoloso il Pescara, cresciuto tantissimo nel corso degli ultimi minuti. Adesso prova a rispondere il Lido con Rocia che va a destra da Cutrupi, Rocia, Gattarelli a sinistra, centralmente Cutrupi, Gattarelli, Rocia, pronto un doppio cambio per il Lido, si scaldano Barra e Motta, Poletto intanto a difendere la sfera, spalla alla porta, il solito lavoro da pivot, Gattarelli, Rocia, Cutrupi, le finte, il doppio passo, ancora Cutrupi, prova a fare tutto da solo, viene murato, allora ricomincia da Gattarelli, con il mancino, ha provato Gatto, palla alta sopra la traversa, 12° del primo tempo, non si sblocca il match. Morgado, l'anticipo di Gattarelli che termina a terra, non c'è nulla e allora Dudu Morgado per il Pescara. Lancio lungo, ottima lettura di Edoardo Di Ponto, pallone che sbatte sul soffitto del Pala di Fiore e allora rimessa laterale per il Pescara. Pronto Robert, Coco Schmidt, tocco di ritorno, Robert prova a sgusciare, viene chiuso ma il possesso è sempre a favore dei ragazzi di Palusci. Robert, Dudu Morgado con l'esterno per Paulinho, spalla alla porta, protezione, scarico all'indietro, allora Robert tocca Rocia, mette in fallo laterale. Doppio cambio per il Lido, dentro Esposito e Federico Barra.
Coco Schmidt, Paulinho vuole il mancino, lo prova, ribattuto ancora Pescara, buon momento del Color Max, poi l'uscita di Di Ponto, è partito Cutrupi, cercato con questo lancio lungo, Cutrupi con il petto, Mazzocchetti rimedia, poi Gattarelli, Coco Schmidt in fallo laterale, si era coordinato benissimo Gattarelli che ha provato a sfruttare l'uscita maldestra di Mazzocchetti, rimessa Lido, prova a riaffacciarsi in avanti la squadra di Angelini quando mancano 8 minuti al termine del primo tempo. Barra, Motta, porta palla all'11, Gattarelli, Esposito, chiede un movimento ai compagni, poi tiene ancora il pallone, cercato adesso Barra, si gira, calcia con il destro, chiede il calcio d'angolo Maurizio Grassi, viene accontentato l'allenatore in seconda del Lido di Ostia che lo scorso anno, dopo l'addio di Matranga, ha portato il Lido alla salvezza con una fantastica striscia di 5 successi di fila. Calcio d'angolo, pronto Motta, palla in mezzo, si chiude il Pescara che poi allontana la minaccia, protesta Barra, terminato a terra in area di rigore. Gattarelli, Motta, si accentra il numero 11, Esposito, Motta di prima verso un compagno che non c'è, rimessa Pescara quando mancano 7 minuti e 29 secondi all'intervallo, sempre 0-0 al Pala di Fiore. Era partito meglio il Lido, poi è cresciuto il Pescara, adesso prova Gattarelli, l'incursione centrale, la chiusura di Leandro, il possesso per il Lido. Pronto Esposito, una rimessa laterale simile a un calcio d'angolo, Esposito per Motta, tocco di ritorno, Esposito, sempre Motta, cercato tantissimo dai compagni. Barra, Motta, Barra, possesso Lido, Esposito sulla sinistra, si accentra il numero 3, Barra si gira, tocco di ritorno, la chiusura di Paulinho, il rilancio di Leandro, torna a premere il Lido di Ostia con Di Ponto che ha già servito Motta. Gattarelli in posizione di ultimo uomo, guadagna qualche metro, va ad Esposito sulla sinistra, Barra, Motta, si accentra, finta il mancino, ancora Motta, tocco all'indietro per Gattarelli, Barra, azione lunghissima del Lido che cerca l'attimo giusto, lo spazio giusto per colpire. Barra in profondità, era buona l'idea, un po' lungo il suggerimento, ringrazia lo stesso Esposito, torna in campo Rocia al posto di Daniele Gattarelli, lancio lungo, la chiusura di Rocia, il fallo laterale per la formazione ospite. Pronto Coco Schmidt, il 18, tocca all'indietro, André di prima, Leandro a difendere la sfera, pressato, la tiene André Ferreira e Robert, palla interessante per André che batte le mani pur non arrivando sul pallone. Esposito, Rocia, Esposito, Motta, in avanti, errore malinteso con Federico Barra e allora possesso Pescara a 6 minuti dall'intervallo di un match che non vuole sbloccarsi, ancora 0-0 al Pala di Fiore in questo recupero della seconda giornata, entrambe le squadre in cerca di riscatto dopo i KO maturati sabato. André, Coco Schmidt prova lo spunto, la chiusura di Esposito, Di Ponto, lancio lungo con le mani, Barra prova ad agganciare il pallone, non riesce però a uncinare la sfera e allora Leandro
Coco, André, Ferraioli, André, si lamenta Ciccio Angelini, siamo troppo staccati. Leandro cerca il numero, recupera il Lido, rischia qualcosa e allora attenzione alla conclusione centrale di André, la parata sicura di Edoardo Di Ponto, il possesso comodo per Esposito che poi gira a sinistra verso Rocia, Motta, Barra, Rocia in avanti, chiuso ma il possesso è ancora a favore del Lido. 5 primi al termine del match. Rocia 1 contro 1 con Ferraioli, le finte del 14, Rocia con il destro, parata comoda per Mazzocchetti sulla conclusione centrale dell'ex Lazio, che adesso lascia la battuta di questo fallo laterale a Poletto. Poletto dà il pallone a Esposito, batte l'ex Rieti, Rocia, Motta, Esposito. Si è alzato tanto il Pescara nella fase centrale di questa prima frazione dopo un avvio timido e 2 ottime risposte di Mazzocchetti, che ha conservato l'equilibrio qui al Pala di Fiore. Poletto tocca il pallone, può ripartire Rocia, Poletto lascia a Motta e il mancino. Ha cercato il primo palo Gabriel Motta, che però non ha inquadrato lo specchio difeso da Mazzocchetti e allora si resta sullo 0-0 quando mancano 4 minuti e 17 secondi all'intervallo. Lancio lungo di André, vuole una grande pressione Ciccio Angelini, rimessa Lido, Rocia, Di Ponto con i piedi, pronta al rilancio lungo per Poletto, si trasforma in un tiro che Piero Mazzocchetti controlla con lo sguardo, rimessa dal fondo, pronto l'estremo difensore del Color Max che va dal suo capitano, Coco per Dudu, André in avanti, Rocia a chiudere e a ripartire, Motta sulla sinistra, pronto il raddoppio per lui, allora cambio di lato, Cutrupi torna a sinistra, Rocia, doppia deviazione, Cutrupi si accontenta del corner. Attenzione alle palle inattive che possono fare la differenza in un match così bloccato. Cutrupi lascia Rocia, pronto il 14, scucchiaiata, Motta con il mancino, colpisce malissimo, pallone alle stelle, rimessa dal fondo, Mazzocchetti con le mani. André, Dudu, lancio lungo, non è partito André, cenno d'intesa con il compagno, ma il possesso è a favore del Lido di Ostia. Prima però l'intervento di Omar Spurio con lo spazzolone per asciugare il gommato del Pala di Fiore. Operazione riuscita e allora gioco che può riprendere Cutrupi sul punto di battuta. Profondità a cercare Poletto che addomestica un pallone complicato, lo cede a Rocia, Cutrupi, Rocia di prima intenzione, Gattarelli sulla destra, in avanti per Poletto che cerca la giocata, ha raddoppiato Poletto, si prende il fallo laterale, sempre prezioso il lavoro di Fabio Poletto, arrivato nel corso dell'estate uno dei 2 colpi del Lido di Ostia, che ha confermato in blocco la rosa dello scorso anno dopo la grande impresa compiuta al primo anno di Serie A. Adesso Poletto prova la girata, non inquadra la porta e allora rimessa dal fondo. Poletto e Chilelli le uniche novità del Lido di Ostia versione 2020-2021. Coco Schmidt alza il pallone, Ferraioli contro Gattarelli, poi André, Ferraioli, Cutrupi recupera, prova a ripartire, termina a terra, fallo netto di Ferraioli, intervento
scorretto ma non cattivo, chiede subito scusa il 21 del Color Max che aiuta Cutrupi a rialzarsi. Partita fin qui molto corretta. Prova a battere velocemente il Lido, sarà tutto da rifare perché bisogna prima asciugare il campo. Gattarelli, Di Ponto. Osserva il movimento dei compagni, cerca Poletto che termina a terra. L'uscita di Mazzocchetti che mette in fallo laterale. Serve ancora lo spazzolone, gioco molto spezzettato in queste ultime fasi. 2 minuti e 41 secondi all'intervallo, sempre 0-0. Molto lavoro per Omar Spurio in questo primo tempo, riprende il gioco, Cutrupi sul corpo di André Ferreira, ancora Cutrupi, sempre la rimessa laterale, Roccia, Gattarelli, Roccia, Cutrupi vuole puntare André Ferreira, Roccia si prende con astuzia il fallo laterale, ultimo tocco di Robert, Poletto. Mazzocchetti pronto al lancio lungo, Ferraioli di testa, pallone a fondo campo, 139 secondi all'intervallo di un match ancora inchiodato sullo 0-0. Poletto, gran palla per Cutrupi, Mazzocchetti strepitoso, resta in piedi e mette in calcio d'angolo sulla girata mancina di Cutrupi, a un passo dal vantaggio il Lido. Palla illuminante di Poletto, grande movimento di Cutrupi, a un passo dal primo gol in campionato, il numero 10. Attentissimo Mazzocchetti che ha salvato il Pescara, palla in mezzo, lotta Poletto, riparte Dudu Morgado con il tacco a cercare Robert, si chiude il Lido, ancora Robert però a calciare, a impegnare Edoardo Di Ponto, poi Gattarelli. L'errore clamoroso, André Ferreira, super, Di Ponto sull'errore clamoroso di Gattarelli che alza il braccio per chiedere scusa. Robert, finale incandescente al Pala di Fiore, tutte e due le squadre vogliono il vantaggio prima dell'intervallo. Robert, Ferraioli in avanti per Roccia, Veronica, magia di Roccia che poi viene chiuso, rimessa laterale per il Lido di Ostia, fuori Roccia, dentro Esposito, è pronto il cambio anche per Gattarelli che però va a battere questa rimessa laterale. Di Ponto con i piedi, Cutrupi, lancio lungo, Mazzocchetti con il petto, pallone buono per Poletto che cerca il pallonetto, ha bloccato Mazzocchetti, ha già servito Ferraioli. Dudu, ritmi alti in questo finale, Ferraioli va a sfidare Esposito, occasione Pescara sullo spunto di Ferraioli, la giocata del 21 che ha puntato e saltato Esposito, se l'è cavata il Lido, 66 secondi all'intervallo. Gabriel Motta porta il pallone, cerca Barra, la testa del capitano, la presa di Mazzocchetti che ha già servito Dudu, il tacco di Leandro, André, cambio di lato, Robert, Dudu, Leandro nel vuoto, con calma il Lido, Cutrupi, super giocata, a saltare André, ancora Cutrupi, mette il motorino, lascia Motta, possesso Lido, palla verso Barra che finta la conclusione, alla fine tocca per ultimo il pallone, rimessa Pescara, poteva calciare Barra che ha preferito controllare e allargarsi perdendo l'attimo giusto per la conclusione. 37 secondi all'intervallo, ancora 0-0, prova il Pescara, Motta all'indietro, Di Ponto, Motta la gestisce alla grande il numero 11, Esposito, Motta verso Barra che attende Cutrupi, poi torna indietro verso Esposito, Motta, grande azione, Esposito murato da Leandro. Ultimi 15 secondi del primo tempo, ancora 0-0, ci prova il Lido,
Matteo Esposito. Si muove Cutrupi, viene cercato Motta, conclusione altissima, nessun problema per Piero Mazzocchetti, pronto ad andare con le mani. Pallone lasciato a Dudu, la pressione di Barra, non sa chi darla a Dudu che rischia qualcosa e alla fine concede il calcio d'angolo a Lido. 6 secondi alla fine del primo tempo, ultima chance per i padroni di casa per cercare di sbloccare questo match. Pronto Motta, si fa vedere Cutrupi, si va da Barra, la chiusura di Dudu Morgado che si prende anche il fallo laterale. 4 secondi alla sirena, la tiene Coco Schmidt che poi calcia in porta. Arriva in questo istante la sirena, finisce qui il primo tempo 0-0 al Pala di Fiore tra Lido di Ostia e Color Max Pescara.
Tutto pronto per il secondo tempo di Lido di Ostia Color Max Pescara. Si riparte dallo 0-0 dei primi 20 minuti. Sarà il Lido a giocare la prima sfera, il primo pallone di questo secondo tempo. E Poletto che lo tocca all'indietro verso Esposito. E allora si riparte con il possesso del Lido di Ostia. Motta, Rocia, Poletto, Rocia, Esposito, Rocia, Motta, in avanti, Poletto, spalla alla porta contro Dudu, vuole girarsi, suolata per Motta, ancora l'11 del Lido, l'uscita di Mazzocchetti a stoppare l'avversario, a concedere solamente il calcio d'angolo, verso Rocia, colpisce male il 14 del Lido, che mastica un po' la conclusione. E allora possesso per il Pescara, andrà Mazzocchetti, il numero 1 protagonista di alcuni interventi decisivi nel corso della prima frazione. Coco Schmidt, Robert, pressato da Esposito, profondità a cercare Leandro, duello con Rocia, esterno della rete, poi Di Ponto verso Motta. Si accentra il numero 11 che cerca Esposito, controllo in corsa non perfetto e allora rimessa laterale per la formazione ospite, pronta con Robert. Mazzocchetti, lancio lungo per Leandro, la chiama Di Ponto che non blocca ma riesce a far ripartire il Lido. Motta, Poletto la tiene, poi la lascia a Rocia sulla sinistra, 1 contro 1, l'elastico con tunnel, ancora Rocia, termina a terra sull'uscita di Mazzocchetti, elastico con tunnel incorporato, giocata da sogno, poi però l'uscita di Mazzocchetti sul più bello, Robert con il tacco, Esposito, ancora Robert, verso Leandro, largo sulla destra, il 13 all'indietro per Coco Schmidt. C'è la potenza, manca la precisione. Avvio di secondo tempo divertente. Manca solo un gol per sbloccare questo match. Giocato a viso aperto da entrambe le squadre. Scontro tra Esposito e Coco Schmidt. Le scuse del capitano del Pescara. Il possesso per il Lido, nulla di grave per Matteo Esposito, che infatti è pronto a battere questa rimessa all'indietro verso Motta. Fischia il direttore di gara, ha battuto male Esposito, allora il possesso viene consegnato al Color Max Pescara. Andrà Leandro, Dudu Morgado, tocco di ritorno, non si intendono i due e allora il pallone si spegne a fondo campo. Andrà con le mani Di Ponto, Gabriel Motta imposta a lui. Esposito, Motta, è partito Esposito, si passa però da Rocia, Motta, Rocia, scambio tra i due, Rocia verso Motta che viene fermato da Leandro, allora riparte il Color Max, Leandro, doppio passo però, pallone comodo per Di Ponto che ha già lanciato Motta, profondità, chiusura di Robert e poi rimessa Lido. Terzo del secondo tempo, 0-0 al Pala di Fiore, il possesso per il Lido, andrà Motta, tocca all'indietro, Rocia, Poletto, non riesce lo schema, allora riparte il Pescara, possibile 2 contro 1, Leandro ha capito tutto, Rocia, intervento decisivo di Raul Rocia, giocatore di intelligenza tattica superiore, il 14 ex Lazio alla seconda stagione con la maglia del Lido. Poletto si prende il fallo laterale sul tocco di Dudu Morgado, pronto Matteo Esposito, Motta con il mancino, ha cercato di piazzarla, non ha trovato lo specchio e allora con le mani Mazzocchetti, Coco Schmidt, Dudu Morgado, Ferraioli, pressione altissima del Lido, Ferraioli rischia sul raddoppio avversario, si prende il calcio di punizione, si lamenta Esposito,
dice sono stato io a essere trattenuto. Ha visto in maniera differente il direttore di gara. Allora possesso Pescara, Ferraioli contro Roccia, ancora Ferraioli che però deve ripartire da dietro dal suo capitano, Schmidt per Morgado, poi di nuovo Ferraioli che termina a terra, fallo di Motta. Attenzione perché il Lido si era addormentato, ancora Roccia a salvare i suoi con un grandissimo intervento. Dudu, Robert, altro fallo di Motta, ingenuo l'11 del Lido che ha commesso 2 falli nel giro di pochissimi secondi. Già 3 scorrettezze per il Lido in appena 3 minuti e 8 secondi. Tre falli per il Lido dopo 3 minuti e 8 secondi. Nessuna scorrettezza invece per il Pescara in questo secondo tempo. Calcio di punizione per i ragazzi di Saverio Palusci che cercano i primi punti in campionato. Si allontana André, pronto Ferraioli, alto di poco sopra la traversa, botta potentissima del 21, alto di poco sopra la traversa. Questo tentativo del Color Max che dicevamo cerca i primi punti in campionato dopo le sconfitte pesanti con Pesaro e CMB. Ferraioli in avanti verso Pauligno che controlla un pallone difficile, si gira, campo però finito, poi il 5 con Gattarelli. La sportività tra i due ex compagni di squadra. Gattarelli avanza con il pallone tra i piedi, poi Federico Barra a segno contro il CDM Futsal Genova a Salsomaggiore nella gara di esordio vinta dal Lido per 3-2. Chilelli anche lui a segno nella prima giornata. Barra prova il capitano, Barra si accentra, destro Murato, recupera Barra, poi Cutrupi, malinteso, un po' di confusione. Gattarelli, Cutrupi cerca la magia, ancora Cutrupi, va a puntare Cutrupi, si chiude il Color Max che riparte con Ferraioli, frenata e tocco all'indietro verso André. Ferraioli, arriva Barra che mette in fallo laterale, possesso per la formazione ospite, pronto Ferraioli. Controfallo, l'errore di Ferraioli, la rimessa laterale per il Lido di Ostia. Spazzolone in campo, gioco fermo qui al Palla di Fiore. Il fischio il direttore di gara, si riparte con Barra che tocca all'indietro, Gattarelli, Chilelli, Gattarelli di nuovo a impostare il numero 4, Cutrupi, Gattarelli sulla destra, la chiama Barra, si va però da Cutrupi, le finte del 10, raddoppiato e fermato in fallo laterale. Cutrupi, Gattarelli litiga un po' con il pallone, alla fine per non rischiare riparte da Di Ponto che cerca Chilelli con un pallone impreciso. Ringrazia ugualmente il 9 ex Cioli, arrivato nell'estate con Poletto. 2 acquisti, 2 cessioni, sono partiti Pauligno oggi al Pescara e Renghifo che ha preferito scendere in Serie B. Barra va a puntare, circondato, perde il pallone, riparte André Ferreira, tutto da solo, cerca lo spunto, campo finito, rimessa Lido. Barra, tocco all'indietro, anzi largo sulla fascia verso Cutrupi, c'era Gattarelli all'indietro, ignorato e servito adesso da Cutrupi. Barra
il capitano Gattarelli, lancio lungo, Chilelli con il petto, non riesce a tenere in campo il pallone. Fin qui non una grandissima giornata per Tiziano Chilelli, che può fare sicuramente di più, lo ha dimostrato nella prima giornata, non solo per il gol. Dudu Morgado, André, Dudu sulla destra, superato il centrocampo, poi pallone verso Paulinho che termina a terra, si lamenta per una presunta trattenuta di Gattarelli, ha lasciato proseguire il direttore di gara, Di Ponto con le mani, Cutrupi perde il pallone, poi entrambe le squadre chiedono il possesso, il direttore di gara dà ragione al Pescara. Possesso per il Color Max al 6° minuto del secondo tempo, sempre 0-0 qui al Pala di Fiore. In questo recupero della seconda giornata, calcio d'angolo non rimessa, Dudu Morgado, grandissimo destro, pallone a pochi centimetri dall'incrocio, sembrava battuto Di Ponto che forse non ha neppure visto partire il pallone. Barra, Cutrupi, Gattarelli in avanti, gran palla per Poletto, mette in mezzo verso un compagno che non c'è, ha cercato il secondo palo Poletto, era in ritardo Cutrupi e allora riparte il Color Max con Leandro, André, Leandro rischia, Cutrupi in area di rigore, non è andato con la cattiveria giusta, Paulinho allarga verso Dudu, Gattarelli mette una pezza in fallo laterale, Dudu può puntare Poletto, Dudu ricomincia dietro come richiesto da Palusci dalla panchina, poi si va a destra da André, Dudu di prima, Paulinho spalla alla porta, Dudu, il velo di Leandro, il controllo di André, Dudu, adesso con calma il Pescara, Paulinho centralmente per Dudu, comoda la presa di Ponto che va lungo verso Cutrupi, gran controllo di Cutrupi, fischia il direttore di gara, rimessa laterale per il Pescara, non è d'accordo Cutrupi. Leandro, Dudu pressato da Cutrupi, ricomincia da Mazzocchetti, lancio lungo, esce Di Ponto, ottima lettura del 26 di Cicciangelini, pallone fallo laterale sull'uscita dell'ex Agnene. 6 minuti e 50 secondi sul cronometro del secondo tempo, ancora 0-0 al Pala di Fiore, gran palla per Leandro che mette in mezzo Esposito, ad anticipare André, una chiusura provvidenziale quella del numero 3, ancora Pescara, Dudu, Di Ponto la tiene con un grande riflesso sulla conclusione sempre pericolosa dell'11 avversario. Esposito, si accende lui, Poletto cambia fascia, Rocia in mezzo, pallone interessante che però si spegne sul fondo del campo. Mazzocchetti con le mani, estremo difensore, lascia a Dudu, André sulla destra, pressato centralmente da Coco che perde la sfera, scippata da Motta, poi Rocia, Motta a destra, attenzione all'11 che va a sfidare Leandro, Motta con il destro sull'esterno della rete, sempre imprevedibile Gabriel Motta che può andare sia a destra che a sinistra, facilità di calcio impressionante con entrambi i piedi. Dudu, Leandro in avanti verso Coco Schmidt, in netto anticipo Rocia che protegge l'uscita di Di Ponto, va con le mani il 26, Motta, Esposito, Motta, cambio di lato, Poletto non arriva, possesso Pescara, ottavo del secondo tempo,
sempre 0-0 al Palla di Fiore. Coco, Mazzocchetti pensa al lancio, lo prova, direzione Dudu che accarezza il pallone, lo mette giù con un controllo fantastico. Ancora Dudu, tocca all'indietro Leandro, l'eleganza dell'11 del Pescara che viene cercato ancora da André. Dudu contro Motta, Coco Schmidt, tiro respinto da Lido che riparte sulla destra con Esposito, Esposito in mezzo, Dudu ad anticipare l'altro numero 11 e poi il cambio dentro Arroyo che fa il suo esordio in questo match, il 10 del Pescara. Motta in mezzo, chiuso da Leandro in fallo laterale. Arroyo spagnolo classe 2000. Poletto, conclusione facile da bloccare per Mazzocchetti che poi cerca Arroyo, la solita uscita puntuale, precisa, perfetta di Edoardo Di Ponto che ha messo in fallo laterale. Pronto Leandro, c'è Coco Schmidt vicino a lui, servito il capitano che allarga sulla sinistra. André contro Esposito, ancora André, regala il pallone a Poletto, riparte Lido, grande giocata di Poletto, fallo di Leandro che rischia il cartellino giallo, graziato il 13 di Saverio Palusci. Richiamo solo verbale, primo fallo commesso dal Pescara in questo secondo tempo e a quota 3 il Lido di Ostia. Esposito, a sinistra è tutto solo Rocha che riceve, può puntare Arroyo, Rocha 1 contro 1, ancora Rocha che poi tocca malissimo verso Esposito, rimessa laterale per il Pescara. Un po' di nervosismo per Raul Rocha che adesso va a pressare perfino Mazzocchetti, ancora Rocha su Arroyo questa volta. Il possesso del Color Max con Robert, tocco con il braccio forse di Rocha, si prosegue, Poletto si gira e arriva il fischio del direttore di gara, cartellino giallo per Coco Schmidt, primo ammonito dell'incontro. Aveva protestato il Pescara per un tocco con il braccio di Rocha, ha lasciato proseguire il direttore di gara che poi ha ammonito Coco Schmidt, primo giallo dell'incontro quando siamo quasi giunti a metà del secondo tempo. Si discute tantissimo sul corretto punto di battuta. Non so se avete sentito Paulinho, il fallo è stato commesso 5 metri più dietro. Si lamenta il Pescara. Ancora da decidere il punto di battuta di questo calcio di punizione. Tensione su entrambe le panchine. Calcio di punizione per il Lido di Ostia. Gioco ancora fermo, un po' di nervosismo sulle panchine. Momento importante del match, calcio di punizione per il Lido, la rincorsa di Gabriel Motta, pronto con il mancino, va Motta verso la porta, Mazzocchetti con il piede in calcio d'angolo. 10 minuti e 52 secondi al termine del match, serve un episodio per sbloccare il punteggio. Motta
calcio d'angolo a cercare Rocha, controllo con il petto, poi Poletto al limite dell'area di rigore, Poletto usa il fisico, fa uscire il pallone, Rocha contro Coco Schmidt, 1 contro 1, va Rocha, si accentra, Rocha con il destro, Mazzocchetti respinge la sfera, poi Motta in maniera fallosa secondo il direttore di gara. Adesso a protestare la panchina del Lido, intervento di Motta sul pallone, scorretto secondo il direttore di gara, quarto fallo commesso dal Lido di Ostia, possesso Pescara. Leandro, Robert, Arroyo, Leandro, Coco, il capitano nel cerchio di centrocampo, Robert in mezzo, tocco arretrato per Arroyo. Barra, Cutrupi, impreciso, pallone per Mazzocchetti. Leandro, Arroyo, Robert, Leandro, metà esatta del secondo tempo, 10 minuti alla fine di questa partita. Prova Leandro, la chiusura di Motta, anzi Barra scusate, è il capitano a recuperare il pallone, ceduto a Chilelli, Gattarelli, Cutrupi, chiuso da Coco, sarà rimessa dal fondo Gattarelli, pressato da Robert, mette in tribuna il pallone, rimessa Pescara, grande intensità, un po' di confusione ma tanta intensità, le due squadre hanno bisogno di punti, posta in palio altissima in questo scontro salvezza. Lido vuole riscattare il brutto stop con il Pesaro e bissare il successo conquistato contro il Genova, ancora a caccia dei primi punti invece come detto il Pescara. 2 partite, 2 sconfitte per i ragazzi di Palusci, che oggi però stanno giocando con grande cuore e carattere qui sul campo del Lido di Ostia nel recupero della seconda giornata. 9 minuti e 15 secondi alla fine del match, rimessa a Pescara, Coco Schmidt, Arroyo alza il pallone, Dudu non controlla, errore non da lui e allora rimessa Lido con Gattarelli, cerca Chilelli, trova la testa di Morgado, pallone in fallo laterale, si fa vedere Barra che riceve, tocca all'indietro, Cutrupi torna dal suo capitano, poi Gattarelli sulla destra, Barra pressato, non si scompone il capitano che poi trova un buon pallone per Chilelli, chiuso da Leandro, riparte il Color Max. Leandro sulla sinistra, 1 contro 1, sfidato Chilelli, doppio passo di Leandro, pallone sulla destra intercettato da Gattarelli che riparte, grande azione di Gattarelli, Gattarelli chiuso e poi Chilelli si accontenta del fallo laterale. 8 minuti e 36 secondi al termine di questo match che non vuole saperne di sbloccarsi, sempre 0-0 qui al Pala di Fiore. Chilelli spalla la porta, prova a liberare il mancino, conclusione smorzata, semplice per Mazzocchetti che è andato da Dudu, cercato adesso Coco Schmidt, la testa del capitano, la chiusura di Gattarelli, la rimessa dal fondo per il Lido con Di Ponto, Chilelli, controllo con il petto, poi la difesa del pallone che viene fatto uscire verso Gattarelli, Cutrupi va a puntare, Cutrupi si prende il fallo laterale, Gattarelli, Barra, Gattarelli in avanti, Chilelli non addomestica il pallone, Leandro, André, il 7 verso Dudu, Leandro, Chilelli in fallo laterale, poi lo scatto verso la panchina, torna sul rettangolo di gioco Fabio Poletto a segno contro il Pesaro, primo gol per lui con la maglia del Lido di Ostia sabato scorso nell'8-4 a favore
della corazzata di Colini. Anticipo secco di Gattarelli, Gattarelli in mezzo, salva Dudu, siamo dall'altra parte con Ferraioli, Ferraioli non trova la porta, occasione prima da una parte poi dall'altra, manca ancora tantissimo alla fine. Gattarelli, forse con un braccio Leandro, semplice rimessa per il direttore di gara, 7 minuti e 30 secondi alla fine. Barra, scivola, tocca il pallone con un braccio, protesta André, sicuramente involontario il tocco del capitano del Lido che è scivolato e poi ha sfiorato con la mano il pallone. Rimessa laterale per il Pescara. André restituisce il pallone al Lido di Ostia. Gara correttissima fin qui, lo abbiamo ripetuto più volte. Poletto non tiene in campo questo pallone e allora André per il Pescara. Dudu Morgado, ancora il numero 11 Ferraioli, Robert, lancio per lui, pallone forse lungo, Robert si impegna e alla fine riesce anche a mettere in mezzo. Rimessa laterale però comunque a favore del Lido. Di Ponto con i piedi a cercare Poletto, pallone preciso, Poletto all'indietro, Rocia, poi l'anticipo di Leandro che fa ripartire il Pescara, la conclusione di André sul fondo, ottima ripartenza del Pescara. Leandro, André per questa ripartenza, si resta comunque sullo 0-0. Rocia, Motta, Poletto, suolata di ritorno, Motta si prende il fallo laterale, palla in mezzo, Esposito, Motta, poi Rocia, il Lido attacca a pieno organico, Rocia, le finte, il mancino, palla in fallo laterale, un tiro cross del 14 che però non ha trovato né la porta né la deviazione di un compagno. Si resta sullo 0-0, 6:26 al termine di questo match. Dudu, André, la chiama Robert, Mazzocchetti lo cerca con il rilancio lungo, facile per Di Ponto che ha servito Rocia. Motta sulla destra, si accentra il numero 11, Rocia, a terra Motta, si prosegue, si è rialzato l'11 che riceve, Poletto porta il pallone, ancora Poletto, poi cerca Motta, chiede scusa, pallone complicatissimo, rimessa Pescara. Tanti errori in questa fase del match. L'uscita di Ponto sicuro, poi il rilancio, la testa di Mazzocchetti, Robert non controlla, Motta cerca Poletto, un'infinità di errori tecnici da ambo le parti. Si spiega anche così lo 0-0 sul tabellone del Pala di Fiore. Robert, Mazzocchetti con i piedi trova Dudu Morgado, gran pallone per Ferraioli che però non trova il controllo, l'aggancio giusto, sarà rimessa dal fondo. C'è qualche problemino però per Edoardo Di Ponto sulle gambe, il 26 che zoppica un po' ma sembra poter proseguire, va a prendersi il pallone e poi lo rimette in gioco con le mani. Motta, Rocia, Poletto lo mette giù, Poletto, gran palla per Rocia, Rocia in mezzo, pallone arretrato, la chiusura di Robert, si lamenta Esposito che voleva un tipo di pallone diverso, si sarebbe trovato a tu per tu con Mazzocchetti, adesso grande palla di Rocia, non arriva lo stesso Esposito,
Mazzocchetti in avanti, Ferraioli controlla malissimo, riparte il Lido, l'errore anche dei ragazzi di Angelini, non è soddisfatto Motta. Mazzocchetti con le mani, Dudu, André, si chiude il triangolo, pallone in mezzo, determinante il tocco di Rocia, riparte Esposito che poi accenna una reazione, cartellino giallo per Robert. Fallo nettissimo di Robert, fallo tattico che costa il giallo al numero 8. Poi Esposito che ha un po' sbracciato, nulla di grave comunque. Calcio di punizione per il Lido. Terzo fallo commesso dal Pescara e a quota 4 la formazione di Angelini. Mancano 5 minuti al termine del match. Attenzione al mancino di Motta sul calcio di punizione, fischia il direttore di gara. Motta con il mancino e porta! Fuori di poco, fuori di poco. C'è stata però una deviazione, quindi il Lido si mantiene in avanti. Calcio d'angolo, pronto Esposito. Tocca all'indietro, Rocia, deviazione, Mazzocchetti però evita il calcio d'angolo, poi va a cercare Leandro che spizza con la testa, blocca Di Ponto, Rocia, malinteso con Esposito, Morgado allora, il numero 11 porta a spasso il pallone, la suolata per Mazzocchetti, profondità a cercare Leandro, sombrero su Rocia, ancora Leandro, termina a terra, non c'è nulla, riparte il Lido, Cutrupi, 2 contro 1, Cutrupi spreca tutto così, se la prende con se stesso il numero 10, ripartenza gestita malissimo dal Lido che si stava involando 2 contro 1 verso la porta di Mazzocchetti, ha toccato male Christopher Cutrupi, vanificando una possibile chance per sbloccare questo match che si mantiene inchiodato sullo 0-0 quando mancano 4 minuti e 20 secondi. Morgado, lancio di André, la testa di Cutrupi, gestisce il Lido con Poletto, scivola Poletto che rischia tantissimo, perde il pallone, attenzione a Morgado, Morgado in mezzo, Rocia, ancora Morgado, all'indietro Leandro, pensa al destro, poi va sul mancino, allarga sulla sinistra, ancora Pescara con Leandro, André prova la girata, termina a terra, non c'è nulla, c'è il possesso per il Lido con Cutrupi, tutto da solo, prova a mettere il turbo, chiuso da Robert, Mazzocchetti con i piedi, un passaggio per Di Ponto. E allora di nuovo il Lido con Rocia, Cutrupi, il numero 10, torna da Rocia, Barra, Rocia, Esposito, Rocia, Barra, Rocia, pressato, rischia tantissimo, ancora Lido però con Esposito, Rocia centralmente, pensa al destro, lo prova! Mazzocchetti fenomenale! Tutti a battere le mani, una parata super del numero 1 che ha salvato il risultato, calcio d'angolo Lido, pronto Esposito, scucchiaiata, Rocia, manca l'impatto con il pallone, rimessa Pescara. Prima però il time out chiesto da Saverio Palusci.
Timeout terminato, gioco che può riprendere, 180 secondi alla fine del match, 0-0, prova Morgado, perde il pallone, grande recupero di Federico Barra che poi lascia a Cutrupi, Rocha, Esposito sulla sinistra, ancora Rocha, si alza il Pescara a pressare, tocca André, pallone buono per Leandro che si gira, va a puntare Rocha, raddoppiato da Barra che si prende il pallone, viene trattenuto, calcio di punizione e cartellino giallo per Leandro. Parità assoluta nel punteggio, 0-0 e nei falli 4-4, 2:41 al termine. Pronto Esposito per questa punizione. Cutrupi, Rocha, Di Ponto, pronto al lancio, va a lungo a cercare Barra, arriva Cutrupi, Mazzocchetti lo trattiene, poi Barra chiede un tocco con il braccio di Robert. Che occasione ancora per il Lido, che adesso sta premendo con cattiveria alla ricerca del vantaggio, alla ricerca dei 3 punti. Attenzione a Cutrupi con il mancino, allontana il Pescara, un po' in apnea la formazione di Palusci, insiste il Lido con Rocha. Cutrupi vuole l'1 contro 1, va a sfidare André, poi cerca Barra, il capitano difende il pallone, ancora Federico Barra, mette in mezzo, calcio d'angolo, 127 secondi al termine, Cutrupi per Esposito, ha toccato Robert, insiste la formazione d'Angelini, Cutrupi in mezzo, non c'è nessuno ad attaccare la porta rimessa dal fondo per il Pescara, torna in campo Coco Schmidt che prende il posto di Robert. Dudu, cambio di lato, non controlla Ferraioli e allora Lido con Esposito che però batte male questo fallo laterale, pallone che torna tra i piedi del Pescara, protesta Esposito in totale disaccordo con la decisione del direttore di gara, possesso comunque per il Color Max che prova con Ferraioli, tocca all'indietro, Coco Schmidt, Morgado, Ferraioli, Dudu, Coco Schmidt, la testa di Rocha a favorire l'intervento di Di Ponto, leggermente spinto da Ferraioli, non c'è nulla, c'è il pallone per Barra che lo controlla, rischia di perderlo, attenzione a Ferraioli, Ferraioli vuole lo spazio per il tiro, ancora Ferraioli, calcia e viene fermato in calcio d'angolo da Federico Barra che protesta con il direttore di gara. 88 secondi al termine, calcio d'angolo Pescara qui al Pala di Fiore in questo recupero della seconda giornata, partita più in bilico che mai, senza gol fin qui. Calcio d'angolo Pescara, prima l'intervento dello spazzolone per asciugare il gommato del Pala di Fiore. Pronto Coco Schmidt, il capitano per Ferraioli, pallone a fondo campo, nulla di fatto, rimessa dal fondo allora, già battuta da Di Ponto, Motta per Poletto che vuole girarsi, tocco di ritorno, Motta sulla schiena di Coco Schmidt, calcio d'angolo, sembrava ben indirizzato il mancino di Motta, ha salvato il capitano del Pescara, calcio d'angolo Lido, Motta a cercare Rocha, a trovare la testa di Dudu. 77 secondi al termine di questa partita. Motta, tocco all'indietro per Rocha, Motta pressa il Color Max, allora Di Ponto con i piedi verso Poletto che però non può gestire il pallone, rimessa dal fondo, pronto Mazzocchetti con le mani, determinante il numero 1 del Pescara, almeno 2-3 grandissimi interventi. Di Ponto, Motta, siamo entrati nell'ultimo minuto,
ultime fasi di questo match, ancora in bilico, Motta a gestire per il Lido di Ostia, tocco all'indietro di Ponto, osserva il movimento di Poletto, lo cerca con un pallone rasoterra, viene chiuso Poletto, arriva però Motta, fermato in fallo laterale da Ferraioli, 40 secondi al termine. Motta, Rocia, Esposito, Motta, passano i secondi, l'errore di Motta, l'anticipo secco di Morgado, attenzione al numero 11 che calcia di Ponto dopo la deviazione di Motta. Esposito centralmente, Motta, Rocia, Esposito, è partito Motta che però non controlla, riparte allora il Pescara, attenzione a Ferraioli, Ferraioli chiuso, arriva però André Ferreira, pallone verso Dudu, in mezzo un po' di confusione, poi riparte il Lido con Motta, Motta e poi la sirena, termina qui il match, finisce 0-0 tra Lido di Ostia e Pescara, primo punto in campionato per l'Abruzzesi.